La Gioconda del Prado è una fedele copia dell'opera di Leonardo esposta al Museo del Louvre di Parigi. Ci sono molti quadri ispirati alla Gioconda, ma questa del Prado è senza dubbio quella che ha più punti in comune con quella di Parigi. La data della sua realizzazione è imprecisata, si pensa che fu dipinta dopo il 1503 da uno degli allievi di Leonardo, Andrea Salai o Francesco Melzi. Non è da escludere il fatto che fu dipinta contemporaneamente a quella di Leonardo, ossia mentre il grande maestro lavorava alla sua più celebre opera, uno dei suoi allievi la copiava. L'opera fu realizzata con materiali di ottima qualità e per questo si è conservata meglio nel tempo, tanto che molti particolari sono chiari e ben visibili, come il braccio della sedia, il velo sul petto della donna e quello intorno al suo braccio sinistro. Anche i colori sono più brillanti e forse più vicini all'originale. Le labbra della donna possiedono una tonalità rosata assente in quella di Parigi. La tecnica pittorica è evidentemente lontana da quella di Leonardo e lo si può constatare sia nell'analisi del disegno sia nella stesura del colore, che appare lineare e continua e senza l'adozione dello sfumato che invece era caratteristica della pittura di Leonardo. Nel 2010 fu eseguito un restauro sulla Gioconda del Prado che rivelò dettagli fino a quel momento sconosciuti. I colori ripresero la luminosità che dovevano avere in origine. Emersero molti dettagli, soprattutto riguardanti lo sfondo che fino a quel momento era stato celato da uno strato di colore nero applicato intorno al 1750 per motivi non del tutto chiari. La Gioconda del Prado appare più giovane della sua versione del Louvre, più luminosa e dai colori più brillanti. E cosa interessante, possiede le sopracciglia e le fossette nelle guance che invece mancano in quella di Leonardo. Queste differenze potrebbero essere spiegate con il fatto che Leonardo non completò mai la sua opera e vi apportò numerosi ritocchi fino ad eliminare gli elementi invece presenti nella sua copia spagnola. Non è chiaro come la Gioconda del Prado sia arrivata fino in Spagna. Forse a portarcela fu lo scultore Pompeo Leoni, proprietario di molti disegni di Leonardo.